Fronte le squadre della Starmed, TMS Teramo e del Cellini Padova. Corretta informazione da sinistra a destra del vostri teleschermi. Palarie, la conclusione, il tiro, la deviazione sulla traversa da parte dell'estremo difensore del Padova. Gira palla la squadra allenata da Serafino Labbrecciosa col tiro di Palarie che è bloccato dal muro difensivo e poi c'è il contropiede con il pallonetto vincente della ripresa. Sembrava essere in controllo del match. Ora c'è il gol con la parata ancora una volta dal tiro di rigore di Magdalena Brkic, che sta salendo di livello la prestazione del portiere ex Erice, ed ora c'è il gol da parte di Olga Lanfredi di casa che torna avanti. Ora il pallone, apertura dall'ala, la conclusione, poi il tiro, il gol da parte della numero 14. Fallo in attacco commesso da Vanessa Diogap. Palarie, il tiro e il gol da parte di Palarie. Serena Eghiarruva, che è la miglior realizzatrice per quanto riguarda Padova, 4 reti. Poi il gol dall'altra parte del numero 4 Prela. Poi Serena Eghiarruva, la nuova rete della parità, la quinta personale. Poi l'infrazione commessa dalla squadra teramana, che ha voluto accelerare i tempi e ora rischia di andare a subire il contropiede. Il fallo col tiro di rigore e i 2 minuti. Tiro e il gol da parte della numero 8 Bevelin Eghiarruva, e dunque con questo tiro di rigore si va al riposo. Poi il tiro parato, Karel Diogap dentro il pallone, ancora la conclusione da parte della numero 8. Però sicuramente un match decisamente in equilibrio rispetto a quello della gara di andata, che vide Padova condurre e vincere. Fa girare la palla la squadra di Serafino Labbrecciosa, e ora c'è l'infrazione in fase d'attacco con il contropiede del Padova, con Meneghini, il tiro e il gol da parte di neutralizzare diversi attacchi della squadra teramana, che comunque ha in campo la miglior giocatrice, miglior realizzatrice. Il confronto, mentre ora c'è questa palla persa dal Padova, recupero di Teramo con Lanfredi che va in contropiede, il tiro e la parata da parte di Martina Brock, lo diceva di Francesca Di Prisco, dentro il pallone da parte di Sciandarli per Sarabellu. Poi il gol da parte di Giorgia Meneghini. Turalesse ora va a trovare la rete con la giocatrice numero 20 Serena Eghiarruva, 10ª rete personale per Eghiarruva. Ivana Diogap va a segnare, seconda rete personale per Ivana Diogap. Poi recupera palla ancora il Padova con la giocatrice con la maglia numero 8. Siamo comunque alle battute finali di questa telecronaca, di questo appuntamento su, arrivata all'11ª sconfitta, la 7ª casalinga, mentre dall'altra parte è arrivato il gol per la giocatrice con la maglia numero 24, Viola Bozza, che timbra anche lei sul tabellino delle marcatrici. Finisce 41-28, perde la formazione teramana, vince il Cellini Padova, che torna al successo, il primo del 2023.